Non giocarti il futuro, un incontro pubblico che si è svolto a Ribera sul gioco d'azzardo patologico nella sala del bambino della Chiesa Madre. L'iniziativa è stata organizzata dall'ASP di Agrigento, dal Comune, dall'Anfi, dall'Associazione Gens Nova, dall'Innerrail. Tra relatori la Presidente della Commissione Salute dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo, che ha illustrato i contenuti del decreto legge sulla prevenzione e il trattamento dei disturbi da gioco d'azzardo, già approvato dalla sesta commissione e ora al vaglio della Commissione Bilancio per le coperture finanziarie. Capisco che ci sono interessi forti e interessi che in qualche maniera questo disegno di legge va a toccare. Ci sono delle somme che vengono dallo Stato e devono essere utilizzate perché si parla nel disegno di legge di disturbi del gioco d'azzardo. Questo disturbo significa che noi dobbiamo anche cercare di prevenire, quindi c'è tutta una campagna di sensibilizzazione che deve essere fatta, ci devono essere degli interventi per le scuole, per determinati, diciamo così, settori deboli, e quando penso ai settori deboli penso ai giovani, perché anche i giovani giocano, c'è una ludopatia che riguarda l'adulto, ma c'è anche oggi una ludopatia che riguarda il giovane, insomma, ecco, quindi poter in qualche maniera avere somme a disposizione per campagne di prevenzione. E poi ovviamente c'è tutta un'equipe, lo prevede il disegno di legge, figure professionali che si prendono carico di chi soffre di questo disturbo del gioco d'azzardo. Ci sono in questo momento i SERT, ma molto spesso questi SERT lavorano da soli, hanno grosse difficoltà, hanno fatto tanto, ma con una norma in mano, ecco, in sintesi si può fare molto di più.